Ritmo lento, partita non bellissima per ora, pochi gol, uno solo. Palla al centro, Picchi la tiene, poi De Giudici, c'è deviazione e arriva il pareggio del Buenaonda. Già dall'altra parte l'ha recuperata però Ricci, è un 3 contro 2, ancora Ricci, il capitano Alessio Ricci se la sposta sul mancino, qua può partire il contropiede dall'altra parte, ha già recuperato il capitano però è 2 contro 2, ma De Giudici al tiro va a segnare il gol del 2-1. Ricci sbaglia il passaggio al capitano, attenzione a De Giudici, gran partita la sua, il passaggio è Zomparelli, tiene in piedi i suoi. Calcio d'angolo, Jacobacci non ha trovato il giusto spiraglio, si stacca ancora Infanti, al centro con il tacco e Zomparelli nuovamente, di Conti, De Giudici la mette giù, salta Bussone, ancora Zomparelli, lo scherzo. De Giudici col destro, Zomparelli, sarà nuovamente angolo. Tiro, De Giudici non riesce ad addomesticarla, poi lotta al numero 9, grandissima partita di colui che secondo me è il migliore della partita per ora, ancora De Giudici, e va a segnare il suo terzo gol personale, terzo gol del Buenaonda.